La pandemia da SARS-CoV-2 ha reso difficili e ha ostacolato non solo i servizi di screening, ma anche tutti i progetti di sanità pubblica. Lo screening comunque, salvo il primo periodo del lockdown più duro, quindi della primavera del 2020, non si è mai fermato. Non si è mai fermato e seppure tra varie difficoltà legate all'instaurarsi di tutta la normativa per impedire il contagio, quindi distanziamento degli interventi e delle procedure, ha sempre continuato ad erogare le sue prestazioni. L'influsso comunque c'è stato, l'influsso negativo, che non è solo legato appunto alla sospensione, al rallentamento inevitabile delle attività causa la pandemia, ma in tutto il territorio regionale, ma bisogna dire in tutto il territorio nazionale, si è anche osservato e ben documentato una minore propensione della popolazione ad aderire ai programmi di screening. Interventi quindi come questi, quello di questa sera, sono tesi soprattutto a creare di nuovo un collegamento con la popolazione per cercare di riprendere questo meccanismo di adesione, questo processo di adesione, e riportare anche la popolazione ad aderire ai nostri programmi. Stiamo vedendo che cominciamo ad avere questi risultati, la Regione ci sta supportando nel recuperare le prestazioni non erogate e contiamo per la fine dell'anno di recuperare tutto quello, naturalmente compatibilmente con l'adesione della popolazione, non era stato erogato negli anni precedenti. Tengo a dire comunque che nonostante il calo di adesione e le inevitabili riduzioni di attività che ci sono stati durante la pandemia, nell'ULSS 2 abbiamo comunque sempre raggiunto gli obiettivi che ci erano stati dati dalla Regione. Un'adesione minore rispetto alla performance degli anni precedenti, ma comunque gli obiettivi sono stati raggiunti. La Regione ha molta attenzione sul tema della prevenzione, soprattutto sul tema degli screening. Questo ha trovato un capitolo importante anche nell'ultimo piano di prevenzione 2020-2025 e per noi il sistema sanitario regionale e le ULSS fanno un lavoro straordinario con ottimi risultati. Associazioni come la LILT sono dei capisaldi fondamentali per poter organizzare al meglio, contattare le persone e portarle verso un'attività di screening che fa bene sicuramente a tutti, alla persona ma anche alla salute di tutta la comunità. Il programma di screening cervicale è un programma assolutamente consolidato sia a livello regionale che anche nella nostra ULSS. È un programma che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone. Ad esempio nel 2021 sono state chiamate, sono state invitate più di 50.000 persone, di cui più di 35.000 hanno aderito allo screening con il test di primo livello, HPV test o PAP test. È stato il nostro un impegno nel 2021 che poi continua anche nel 2022, comunque molto importante per recuperare chiaramente anche quel periodo di lockdown in cui ci siamo dovuti fermare. L'abbiamo recuperato assolutamente, l'abbiamo fatto grazie al forte impegno di molti operatori e anche grazie all'impegno e alla collaborazione consueta della LILT, che già dal 1999, da quando questo programma è stato attivato, è sempre stata a fianco dell'ULSS. È una campagna importante, è una campagna fondamentale, chiaramente diretta dalla nostra ULSS, in quale fa un ottimo lavoro, un lavoro che sta riprendendo, che sta continuando, ma anche che ci vede impegnati in un anno di rinizio. Quindi ringraziamo le associazioni per organizzare questi eventi di sensibilizzazioni e tutti i dottori e lo staff tecnico e professionale che con grande qualità ci assistono e ci indicano le attività che appunto sono fondamentali per prevenire le patologie. Serate come questa siano estremamente importanti al fine proprio di informare le donne su cosa è possibile fare per effettuare una prevenzione di patologie ginecologiche nell'ambito femminile. Per quanto riguarda i tumori, abbiamo una prevenzione con lo screening del papillomavirus, ma ci sono anche altre prevenzioni importanti che sono rappresentate da dei controlli che vengono effettuati di routine da parte della donna per cercare di prevenire alcuni tumori come il tumore dell'endometrio, che possono ancora adesso essere operati in anticipo e quindi far sì che non si verificano le conseguenze più gravi come invece per altri tumori, come per il tumore della
dell'ovaio, che sappiamo che è ancora un big killer, e in questo è importante cercare di effettuare dei controlli periodici al fine di riuscire a prevenire quanto prima l'insorgenza della patologia. Sappiamo anche che i centri, è importante che siano centri che effettuino anche gli interventi chirurgici per la patologia oncologica. Nella nostra ULSS 2 il centro di riferimento, il centro hub è l'ospedale di Treviso, che in 2 anni, del 2019-2021, ha effettuato quasi 400 interventi oncologici, e questi sono importanti perché sappiamo che oggi anche di certi tumori si può anche guarire. Il papillomavirus è un virus estremamente frequente, è un virus che si prende con i rapporti sessuali ed è molto comune. In realtà l'infezione è molto comune, però le lesioni sono molto più rare, e soprattutto il tumore del collo dell'utero, che è in assoluto quello più frequente, perché il papillomavirus può provocare anche tumori in altri sedi, è comunque basso come percentuale, in quanto appunto esistono degli strumenti che ci permettono di evitare il tumore grazie al riconoscimento soprattutto delle lesioni pretumorali, che hanno un andamento e un percorso molto lento, e mi riferisco soprattutto ai programmi di screening, che ovviamente, chiamando la popolazione adesso non più per fare il pap test ma per la ricerca dell'HPV, sono sicuramente diventati molto più sensibili. C'è un altro strumento che ci aiuterebbe molto, ed è la vaccinazione nelle giovani adolescenti di 12 anni. Purtroppo qui in tutta Italia non abbiamo ancora raggiunto il target fondamentale, in particolare nei maschi, perché la vaccinazione è estesa sia ai maschi che alle femmine, e in particolare i maschi non vengono vaccinati frequentemente, gli adolescenti di 12 anni, e quindi l'appello in questo momento fondamentale è che soprattutto tutte le mamme ci portino gli adolescenti maschi e femmine per la vaccinazione contro il papillomavirus.